Un'altra tegola si abbatte sul comune di Agrigento e soprattutto sulle casse asfittiche del municipio. La società Siciliacque infatti ha notificato a Palazzo dei Giganti un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di oltre 2 milioni di euro, maggiorata dagli interessi dal 30 giugno 2008, delle spese di procedura circa 4.400 euro e dell'IVA. Si tratta naturalmente di un debito vecchio risalente agli anni quando il comune gestiva direttamente il servizio idrico prima di cederlo a Girgenti Acque. Nel 2008, per effetto della fornitura, il comune doveva a Siciliacque la somma di circa 3 milioni di euro, ma le casse municipali non potevano far fronte ad un debito di così ampia portata. Per questo, proprio in quell'anno, il sindaco Marco Zambuto cercò di diluire nel tempo la somma da versare, per cui fu concordato con Siciliacque un piano di rientro del debito. Il comune versò inizialmente le prime rate, ma poi non riuscì più a far fronte agli impegni presi, per cui è rimasta da pagare la rilevante somma di oltre 2 milioni di euro. Il 4 agosto, con il decreto del presidente del Tribunale di Palermo, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo e lo scorso 12 ottobre è stato notificato l'atto di precetto per cui al comune è stato intimato di pagare la somma di 1.744.243 euro, oltre le spese. Nel frattempo Italia dei Valori annuncia che voterà contro la proposta di bilancio presentata dall'amministrazione comunale. Per Nello Amel, capogruppo dell'IDV, il bilancio di previsione del comune di Agrigento è una fasulla rappresentazione di una situazione finanziaria che arriva al pareggio esteriore, ma che di fatto sancisce l'irrimediabile disastro delle casse del comune capoluogo. Nello Amel afferma: l'amministrazione comunale sta prendendo in giro il consiglio comunale, il ritardo con cui verrà votato il bilancio di previsione è soltanto una manovra furba per presentare una semplice fotografia delle spese già effettuate ed impedire qualsiasi correzione da parte dei consiglieri. Non basta